Benedetto Covid-19 e relativi derivati restano ancora fermamente tra di noi e l'aspetto risulta tanto più evidente nei numeri in relazione al confronto con lo stesso periodo dello scorso anno, che addirittura vedeva i casi di positività all'inizio di luglio del 2021 di 17 volte inferiori rispetto a quelli riscontrati nel medesimo giorno del 2022. Giuseppe Dalben, direttore generale dell'AOUP, cioè Azienda Ospedale Università di Padova, esprime preoccupazione per un andamento che non tiene certo conto della stagionalità. Con il caldo, si diceva, il virus rallenta e che semmai riafferma la contagiosità delle varianti del virus originario, meno letali ma devastanti nella loro infettività. Dati in crescita anche per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, con situazioni meno drammatiche ma più diffuse. Questo in sintesi il ritratto del Covid targato estate 2022. Sappiamo bene che il coronavirus porta anche a dei quadri clinici pesanti, per cui ancora una volta, chi non ha fatto la vaccinazione la faccia, soprattutto mi riferisco alle persone fragili, a chi ha avuto i trapianti, è importante fare questa quarta dose, e poi c'è la prudenza, assolutamente il buon senso civico deve prevalere su tutto. Insomma, noi abbiamo visto in questi giorni assembramenti di tutti i tipi e questo sicuramente non aiuta il virus. Aiutiamoci, non aiutiamo il virus, è lo slogan che si potrebbe trarre al cospetto di quadri come quello ancora problematico descritto dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Euganea, in una realtà che con Treviso vanta il ben poco edificante primato di bilanci più pesanti in Veneto per quanto riguarda l'incidenza del virus. E la raccomandazione, come un mantra che da mesi risuona nelle nostre orecchie, risulta sempre lo stesso. Io capisco che può essere pedante questa storia, ma così è, insomma, no? Quindi la prudenza. C'è questa variante, l'Omicron 5, che sta appunto facendo le pazzie, diciamola così, con una terminologia un po' folcloristica, e purtroppo è questo il dato, insomma, Una variante che ci sta mettendo, come dire, ancora in importante attenzione nei confronti della pandemia.